una buona serata a tutti voi telespettatori. In apertura ci occupiamo di quella che è una data che potrebbe essere davvero una data storica per Venezia. Domani, 1° dicembre, il giorno del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Intanto oggi alle 17 c'è stato l'insediamento di tutte e 256 le sezioni elettorali del territorio comunale per questo referendum. Si vota domani, lo ricordiamo, dalle 7 alle 23 negli stessi seggi e con le stesse modalità di tutte le altre elezioni, ma se ne occupa il nostro primo servizio di questa sera. Ormai è solo questione di ore prima dell'apertura dei seggi elettorali per il referendum sulla creazione o meno dei comuni autonomi di Venezia e Mestre. Dopo i dibattiti, gli incontri, le manifestazioni e anche le polemiche, si va quindi alle urne che saranno aperte dalle 7 del mattino fino alle 23. Le modalità di voto rimangono le medesime di ogni altra consultazione elettorale. Si vota quindi negli stessi seggi di sempre, naturalmente presentandosi muniti di tessera elettorale e di un documento di identità. Gli aventi diritto al voto sono 206.553, 97.793 uomini e 108.760 donne, tra cui 92 ultracentenari e 1.074 giovani che andranno per la prima volta al voto. 4 festeggeranno i loro 18 anni proprio nel giorno delle votazioni. Si tratta di un referendum consultivo per il quale è richiesto si rechi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Particolare questo peraltro contestato attraverso un ricorso al TAR nel quale si sostiene l'insussistenza del quorum nei referendum consultivi. Il quesito sul futuro amministrativo di Venezia e Mestre è stato già oggetto di precedenti consultazioni nel 1979, 1989, 1994 e 2003. Lo spoglio inizierà poco dopo la chiusura dei seggi alle 23. E siamo alla cronaca con una tragedia avvenuta questa mattina lungo la Romea, dove una gazzella dei carabinieri ha travolto e ucciso un ciclista, forse tra le cause la fitta nebbia. Tragedia della strada Sant'Anna di Chioggia, quando un'auto dei carabinieri della locale stazione ha urtato un 38enne bengalese mentre in bici stava attraversando la Romea sotto la coltre di nebbia delle 8:30 del mattino. Il ciclista del posto sarebbe stato sbalzato di sella, cadendo violentemente a terra, morendo sul colpo. Inutile per lui ogni tipo di soccorso, nonostante l'arrivo del personale del SUMI 118. Difficile per gli agenti della Polstrada di Pieve di Sacco riuscire a individuare subito chi fosse. Al momento dell'impatto il bengalese era infatti sprovvisto dei documenti di identità. Alcuni testimoni avrebbero affermato che la gazzella dei carabinieri si è trovata improvvisamente davanti il ciclista, che ha invertito la marcia dal lato strada senza alcuna avvisaglia. Il tratto di Romea chiuso per i rilievi dopo la tragedia, con gravi disagi e ripercussioni al traffico, con le auto che hanno ripreso la regolare circolazione dopo l'ora di pranzo. Ed è stata sgominata una banda di predoni che aveva messo a segno colpi in tutto il Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia. Stavano pianificando una grossa rapina a mano armata nel nord Italia. Il blitz è scattato all'alba, la polizia ha arrestato il capobanda, un 41enne originario della Campania, 6 le persone indagate, tutti sono pluripregiudicati. Si tratta di rapinatori trasfertisti che da Napoli raggiungevano il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e mettevano a segno rapine, furti ed estorsioni. Si trattava di un gruppo, snello, trasfertista, con soggetti tra di loro intercambiabili a seconda del tipo di lavoro, tra virgolette, trovavano la persona che aveva determinate caratteristiche. Le forze dell'ordine li tenevano sotto controllo da tempo quando hanno deciso di intervenire. Dal contesto investigativo era emersa l'imminenza relativamente alla commissione di un'altra rapina a mano armata, di questo siamo certi, e non ancora localizzata come obiettivo, però certamente di imminente consumazione. E a questo punto, per ovvie ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza delle persone, è chiaro che non potevamo più aspettare. Malviventi pronti a tutto. A vario titolo è stata emessa un'ordinanza restrittiva proprio per una rapina a mano armata commessa a Mestre. Si è contestualizzato anche un furto un grosso furto del 2015 e c'è tanto materiale investigativo che adesso sarà approfondito e probatorio proprio dagli stessi investigatori della squadra mobile. Sarebbero loro gli autori di un grosso furto a Pordenone, durante il quale furono rubati diversi quadri di pregio per un valore di 300.000 euro. Non solo, ma dopo il colpo iniziarono a richiedere grosse somme alle vittime per poter riavere i quadri.
e sarebbe stato proprio il capobanda invece a mettere a segno una rapina a mano armata lo scorso 29 agosto al Compro Oro di Mestre. Il 41enne, casco in testa, entrò nel negozio e puntando una pistola contro la titolare si fece consegnare la borsa, il portafoglio e il denaro contante. Le squadre mobili di Pordenone, Venezia, Napoli e Varese hanno messo in atto nelle ore scorse una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei 6 complici. Arrestato invece il 41enne e trasferito nel carcere di Poggioreale a Napoli. Ci occupiamo adesso del delitto di Capoverde perché c'è un clamoroso retroscena nell'indagine che ha portato all'arresto di 2 italiani accusati dell'assassinio della trevigiana Marilena Corrò. Gianfranco Coppola, il presunto assassino di Marilena Corrò, si trovava in libertà grazie alla cauzione pagata da alcuni italiani di Capoverde. 3 anni fa l'uomo era stato condannato per le violenze su un connazionale al quale aveva provocato lesioni molto gravi. La conferma arriva dalla console onoraria di Capoverde a Milano, Edna Lopez, che sta seguendo la vicenda. Sappiamo che alcuni membri della comunità italiana a Capoverde fecero all'epoca una raccolta, una colletta. Mi sembra che quello richiesto i soldi richiesti fossero intorno ai 3.000 euro. Dato che questo signora sembra non ce l'avesse, qualcuno si disponibilizzò ad organizzare questa colletta. E sull'isola è polemica tra gli stessi italiani. Sui social in molti dicono ai connazionali che avevano messo mano al portafogli di vergognarsi. Sembra però certo che se non ci fosse stato quel pagamento servito a risarcire la vittima dell'aggressione, l'uomo forse non avrebbe fatto del male alla donna trevigiana. Ma di certo ciò che sente la comunità italiana giù è questo senso del fatto che se lui all'epoca non fosse stato liberato, oggi non avrebbe potuto commettere ciò che ha commesso. Coppola intanto avrebbe ammesso parte delle responsabilità, negando però di aver usato armi contundenti e che la donna sarebbe morta dopo aver sbattuto la testa, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza. Con lui si trova in stato di arresto un altro italiano, Pierangelo Zigliani, accusato di averlo aiutato nel ripristinare la scena del delitto. Quanto al movente, è la stessa console a confermare le voci che arrivano dall'isola. Coppola, che gestiva la piccola pensione della Corrò quando lei era assente, non saldava i propri debiti. La donna per questo aveva preteso il credito dicendo a Coppola di essere pronta a denunciarlo per spaccio di droga che in questi giorni è stata trovata in casa dell'uomo nel corso di una perquisizione. Per le modalità del delitto, tutta l'isola è sotto shock. Sono tutti sconvolti, diciamo che la comunità italiana in generale a Capoverde e anche la comunità capoverdiana è sconvolta da questo delitto. Qualche minuto di pausa e poi rientriamo e parliamo delle prossime regionali 2020. Pagina politica verso le regionali 2020, si torna a parlare della possibile candidatura del vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, come appunto candidato alla presidenza della regione, e a parlare, torna a farlo proprio il sindaco di Padova. È una persona gradevole, in cui collaboro bene, in cui potrebbe essere un buon candidato, l'ho detto, però ho fatto anche un'altra cosa in 2 giunte consecutive. Ho detto a tutti quanti: se restate con me, egoisticamente sto meglio, perché vuol dire vi conosco, pregi, difetti, come voi conoscete me, e siccome è un gruppo che sta facendo bene tutti quanti, io tendo che restino con me, egoisticamente parlando. Dopo non posso limitare queste cose. Se sono ambizioni, io le capisco. È come trattenere, quando facevo calcio, è come trattenere Di Livio che dice no, non vai via e stai qua. Mi trovo un nemico in casa, cosa che non voglio. Voglio amicizia, serenità, tranquillità, io voglio lavorare bene. Andiamo a Belluno, dove gli studenti hanno vissuto un'esperienza davvero unica. C'è il rischio che se provi le droghe ci rimani incastrato dentro, ma dire che la droga è pericolosa sancisce che la droga è sempre pericolosa. Teatro comunale gremitissimo, 600 studenti delle scuole superiori del capoluogo, protagonisti di uno spettacolo interattivo voluto da Scuole in Rete Belluno Comunità che Educa, che ha parlato loro di libertà dai condizionamenti, dalle dipendenze. Tutte le dipendenze in qualche modo fanno leva su fragilità e su piccoli inganni e sono tutte collegate dalla necessità di
magari di avere un additivo per sostituire queste fragilità. Sul palco Zelda Teatro ha portato Sad, sopravvivere all'autodistruzione, che traduce in spettacolo il ragionamento di un attore, Filippo Tognazzo, che prova ad analizzare le cosiddette devianze, seguendo il consiglio di Gregory Bateson, imparare a guardare le cose da un nuovo punto di vista. Attenta che internet dà una spallata decisiva al vecchio concetto di realtà, perché introduce delle nuove variabili. Tra le dipendenze si annoverano anche i social network. Sapete quanti pericoli si nascondono dietro a queste macchine virtuali? Sì, certo, però sicuramente secondo me meno rispetto alla vita quotidiana di tutti i giorni. Molto spesso li usiamo inconsapevolmente questi social, a partire dalle cose che scriviamo a ciò che magari pubblichiamo. E allora l'invito a verificare, a non accontentarsi mai di ciò che si incontra lungo il proprio cammino, per una consapevolezza che deve essere la base dello sviluppo futuro. I ragazzi sono fantastici, purtroppo sono persi perché anche un po' la nostra società è un po' persa e quindi vi è la necessità di essere compatti e usare un linguaggio pulito tutti quanti assieme. Oggi giornata della colletta alimentare e la Presidentessa del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata protagonista per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà. Nella giornata della colletta alimentare organizzata ogni anno dalla Fondazione Banco Alimentare per dare una mano a chi è meno fortunato, arriva l'esempio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato si è recata al market del gruppo Ali del popoloso quartiere padovano dell'Arcella, appositamente per riempire un carrello da donare ai volontari del Banco Alimentare. Tra flash, strette di mano e qualche consultazione con i suoi accompagnatori per decidere cosa inserire nel carrello, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha decisamente ravvivato il tran tran quotidiano del market di quartiere. All'uscita del supermercato, la Presidente del Senato ha ricevuto l'omaggio floreale da parte del patron di Ali, Francesco Canella. Poi ha incontrato i volontari della colletta alimentare, con i quali si è soffermata per chiedere qualche informazione sull'esito della giornata di raccolta. Proprio per i volontari Casellati ha avuto parole di grande stima. Un gesto di testimonianza delle istituzioni, perché le istituzioni sono sempre vicine a questo mondo straordinario del volontariato. Qui oggi ho visto tantissimi giovani che veicolano un messaggio importante, che è quello che occorre aiutare le tante persone che oggi si trovano in una situazione di grave difficoltà. E i volontari sono tanti, sono quelli invisibili che rendono bella questa Italia con le loro azioni quotidiane di soccorso alle persone che davvero hanno necessità. Sono tanti. E sono migliaia i volontari che con la loro casacca gialla prestano servizio per raccogliere, organizzare e distribuire quel che viene donato a chi ha meno. La giornata sta andando molto bene, ci sono qua nella nostra provincia 220 supermercati coinvolti, 3.000 volontari e diciamo come sempre da 30 anni a questa parte è proprio una bella giornata perché si chiede a tutti di donare un po' della loro spesa per chi ha più bisogno. C'è una pausa e poi parliamo di sforamento dei PM10 a Padova.